Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Luisu Pala, classe 940, ha cominciato a fare su pastore in pizzinnia. Nos conta de commente si ponia a cantare vinza sa sola, in campagna, muttinne poi atros cumpanzos po faghere sos primos tenoreddos in bidda. Non narra puru de commente si ponia a cantare muttos po faghe serenadas a sa spizzocca de Saidda e de commente a 26 annos ad appeltunu zilleri, logu de canticos e poesia. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Luisu Pala. Tanto salute, zio Luisu Pala. Sì. Dai Carteddi. Dai Carteddi. Mi fizzilnende che siete su 40. Sì, 1940. Sì. È calcolato a zighe tempo dai tanto, no? 80 batto Natale, sì. Sì, è una bello tanto di tempo su. E bada finza in una vita bada un montone di ammentos da esa pizzinnia a sos tempo de oie. Sì, sta vero. Quando sei spesato che vini hanno finza difficile pure, che nascende su 40 l'Italia vede in guerra. Sì. E sa connotto finza spovertate pure con questo tempo. A botto. In più sono genitore in povero. De famiglia povera. De famiglia povera. E te faghiano isos? Babbo mio è sempre pastorello e tutto. Poi ho imparato a me da pizzinetto minore e abbiamo continuato a però sempre povero siamo rabbarrati. Sempre ma bervecaglios? Bervecaglios, sì. Ma faghia su caso, a primo tempo si faghia su caso? La chiamo su caso e poi a bella, su quella Sosano, sono in sito industriale, si ritira in solate e lui ersaimo su, poi lo sordello, che non vi chiedeva solo caso, vi chiedeva per... può andare da innanzi il fecusso vi dinari diretto, pagato diretto. Per un macarrone dobbiamo scomporare. Giusto. E a Pastoreddu sei il bessido che vedi spizzino pure? Minore. Però ho sapete corsa e dobbiamo andare e appoggiare per babbo mio. È un bel pastorica, è vita pastorica. A sos primos annos che po pezzinetto minore, a purri vita, non metà largo. Però in Pascola Anzeno, a volta di Morinocchi, a volta di Moricondai. E arrangiando una nostra bella mezzo. Sì. E però come un anno e po' questo canto di tenore che intendiamo, mi piaceva cantare da minore. Mi piaceva, cantavo solo in campagna e mi intendevo che piaceva per me cantare. E quando a bello, quando abbiamo cominciato a mangiare, rientrammo a bida, poi noi sempre ci siamo capito che eravamo quando in campagna che eravamo a Quile si eravamo a Sardughi per Sarbinidi e a Borta. Certo. Poi non scambiare su vestito che io chiamo su. Quando eravamo a Bida noi incontrammo in Cumpanzetto e non spiegava che su tenoretti in Bida. E quanto potevi esistere stando 3 battori? Sì, tanto 3 battori, 20 anni, tanto abbiamo cominciato a essere giovancelli. Sì. E bello, non mi ricordo che teniamo già cercando una moratella e andavamo su scuola anche a serenata. Ma a volta non che venivano scarabini nella suppa, non fuiamo studio, che non queríano, che anche distribuivamo la propria coglietta, non era niente. E quindi noi sempre che non la sai manco a godere sul momento di allegria. E gai. E poi bello, mi è piaciuto sempre di improviso, a cantare. E in questa serenata si te cantate a poche notte o... No, a Mutetto si prusa. A Mutto? Si prusa a Mutetto, sì. Andiamo a Samoratella e aspettami a ricantare un Mutetto, a domanare a Issa, tutto.
Ma sul mutto, cantai di scudo il mutto sconnotto, sono deponia zispuro. Insomma, cantai sono sconnoto, però capito uno che le melodie pure per noi. Dai. Sì. No, questo che gli narra sicuramente come a improvvisare de gai mutto se gai non dischi per niune. Ma a questo tempo magari qualcuno che su mutto si lo improvvisai bevvidi. Sì. Io non so bravo proprio, però a bella studiando me qualcuno che lo concordaia, è come pure si capita. E come si capita. Solo che la bocca come si cominciano a rallentare e non va a cursata, non sta cursata la bocca. Bighere sempre della cuttare sa che se non la tiene a pratica questa cosa a zigu. Poi so sanno spuro noi scudavo che di pizzino. Me l'intendo a bordo che mi provare, no? Come mi provo per una bocca chiede. Però me l'intendo tremulosa, non come la prima è stata proprio sicura. Sì. E quando si è dispesato, che vini praticamente lo sanno schimbanta, so sanno che poi che sono nasciti su 58, no? Fini hanno vinto al difficile, finza sposa un po' ambiente del sudenore, gai in donzilogu, ma a gente meda e cantaia di incartiti. Sì. Sul divertimento purtroppo è questo. Cioè, per allenare un tritto della vita mia, io no. Certo. Io che sono arrivato a 26 anni, ho poi cambiato, dopo 7 anni ho cambiato mestiere. Abbiamo spiegato un uccelleri. Quindi in questo uccelleri, l'ambiente, quando venivano uccelleri, ho a giocare a carta, a cantare, a fare tenore in compagnia. A me mi piace che non intendevo che ne tenore, tanto io pure mi piace a cantare, però sempre a fare voce. Non a fare basso, non a fare... A meno che non mi sia uno, che mancai un pezzo, magari tanto mi avventavo in a fare basso. Se no, io ti sa voce, io a fare voce. È bello, meta. Sì. E mi piace, non vai sempre a cantare. E in Zilleri cantai a Saseria, a Bocanotte. Sì, a Bocanotte. In Zilleri per andare a molto spacco, soprattutto a Bocanotte. L'ho giocata dei contra e dei tenore. Sì. E poi la moda cartellesa su tenori spinga, proprio a... La contra è quella bella lassata, istiriata al de contra. Sì, e già. Sul tratto nostro di proprio gai. Finza su Saoghe accompagna, cioè la deppes proprio scurtare per poter cantare a sa cartellesa, deppes entrare a cuddu momento. Sì. Come andiamo all'ambiente di come che dovremmo un po' misturare, non scudare da mettere, se no prima proprio come adesso a bocca proprio lunga e forte del petto proprio. Sì, che io mi lamento tutto sa baronia, sa verità. No, non pezzi in cartelli, è tutto sa baronia, questa sa Michele. Poi, finza sa, poi noi sicuramente come mi dispiace che la storia intende spuru, Saoghe, nammo su tutto salziradas, commente grama da entrare su tenore, no? Sempre diversa, sempre in una maniera quasi proprio di quello cramare su tenore a entrare, no? Sì. Mi scudo che mi attira proprio sul tenore alla piccare dritta, sapevo come cantante. A me mi neanche tu sapevo che la tenere un po' bassa, però su tenore la che andare, mi naria. Sì, a voi beste
Beh, bisogna, nammus, sa qualità de sa voce alta, nammus una voce chitarrina come te bindata, no? Che tene sa voce alta, potente, ma bindata atteros, appunto, come te se zilnende, che mancari sono cudal ziradedal, ma sono perfetta, si può fare entrare su tenore, Sì, tenere ragione, sì. E Boscheriana, chi è cantaia, cominciamo proprio da questa avventura, questa companzia ostra, fizzi una companzia o cantaia in tutto? Ma commente li ponare che mos pastorello, a quando vediamo a vita, te come non che io viamo, chi so se non che io viamo, si chiamo da che festa, però cerchiamo sempre che c'è stato quello che chiesa contro, quello che chiesa sul basso, insomma. Perché concordare... Non che io via regali, si dà la possibilità. Se no, che abbiamo gai, sono arrangiati. E poi sul Silleri invece schintotto, che a Boiai. Il Silleri che in tutto, quando capitai, viene lì, che viene da me, io, Pepinelli non lo conosce, su me che lo sai, veniva, io lo sai, pesa una bocca. Come lo lineario? Non mi andava bene su me che sono impegnato sul lavoro, no? Dai, pesa bene una bocchetta, ti pigliata a mi intendere come te cantavi. Sì. E su Namus, da esa generazione del Solmanno, no? Chi vidi del Solmanno, chi potti del Narres, chi vidi uno del Solmastro il vostro, chi scrutaia zil de Brusu, chi nareia zil, ma gusto in bidda est su chi mi piace da me, dessa generazione di prima a me. Gente anziana, Gente anziana di quando fizi il giovane. Bindaia bonus. Sì, hai nono. Per esempio, a me mi è piaciuta la voce che uno che si chiama Peppe Giusella, che è una voce che mi ha tirato proprio, mi è piaciuta. E ben a Teruno Vrata, che abbiamo cantato Meta Chimecus, o Mariedo. Peppe mi piaciuta più spacco, in due frate, uno la tenia più narrativa, la voce più limpida, più sarta. Però Rattero la tenia più solana, però ti attaccai più su tenore. Mi piace più Seppedo. Però adesso magari, non so, a simpatia, mi piace quello, mi piace quello. Che non fi tutto uguale su cantare. La gente cantava ad un zone e ad un tratto su. Sì, sì. Differenzialmente da Bahia. E questo che sono andati, si arrangiai per a che pone se mutetto, no? A improvvisare pure, qualche molto pure. E te Grianare, invece del suo scompanzo al vostro, a pesare o che me da bindaia o pago? Insomma, tanto bello, ho cominciato a sentire su spacco, da imparare, non le spiaghi, ha cambiato, non pago su tempo. E infatti sì, che io su chi ha notato, io magari potete che mi sbaglio pure, però Gartelli non è che lo conosca, però in me dal Bidas, io ho notato che la gente che è nascita in Sosanno, a ultimo le Sosanno il Baranta, no? A caldo che Sosanno schimbanta, in cui Sosanno si incue, vi cantai un prospago meda. Cioè, in tutto salbida, al bada, quasi un boido, commente che bappa da una leva, a zigo per il minore del voi, no? Questo il cantato per spago. In oghe, per esempio, bindata di gusto che sono nascito, e te potete su 47, 48, chimbanta, chi cantaiano a tenore, me bindaia o pago, a parre il bustro. In questo periodo bindaia tanto, sono parecchio che cantai verso su chimbanta. No, ma nascito in questo anno, il naro io. So che sono nascito in questo anno, che sono diventato il manno, e su 70, 72, 73. Tanto ha cominciato a lasciare un po' questa cosa, ha cominciato a lasciare. Ma come lo vediamo finalmente a cantare in questa gara di poesia? Mica la gioventù di oggi mi spiace mettere a ascoltare la poesia. Gli andano sì, però non proprio. A prima non spiegava all'intendere, all'ascoltare proprio su cantare, su poeta. Come può fare? Certo, sì. Come badate alla distrazione spudo,
a Taisfocus magari. Ma da altre cose che le hanno conca e si impignu de solzovano. Però vinta scuda generazione bruspagos. De su tempo il vostro, però tenoredo il bindaia in cartelli bindaia tanto. Insomma, mi dà tutto, sì. Però dopo la società di me, hanno cominciato a lasciare, bella bella, lasciare. E come chi va come piccino si ha cantanore, come raramente mi non mi datano. Sono pagos. Sì, pagos. Sono pagos. Bisogna questo zovano che abbiamo organizzato oggi. Carlo, che sono scompanzo suo. Sì. Però, namusu che sa cosa o goiogai a manteso, no? Questo su vicino hanno imparato che in voi si può tenere. Insomma, qualche cosa non ha preso la perità in noi, sì. Voi vi cantate schinissos. Vi cantate a volte schinissos. Abbiamo cantato, sì. Abbiamo cantato. E te pare ne affilano, No. però la verità è sta a narrare. No, devono restare verità che su Tenoreddo mi spiegano. Abbiamo cantato una sera su diverse volte, abbiamo cantato, però una sera abbiamo cantato in un parco che teniamo. Già bisogna tu. Ha fatto un bello Tenoreddo, mi spiegano proprio che sono barato contento. Avevo pensato per una volta che da io, che mi hanno piccata improvvisata, mi hanno invitato, ma io non ho pannato posso intendere. E invece mi coinvolto, devo cantare, pare che non me la chiedo mai a cantare. Sì, però può contentare, sono andato. E poi è bella a cantare, dai. Ti piace ancora. Io non ero gusto, no. Se un umano non vi canta che solzovano, sbaglia da conto mio. E sul senso che va bene, uno è il manno, non te ne sa gana di fare cosa come te quando vi pizzino, e sta zigo rimunito e gai. Però da chi impara su pizzino? Se su umano non vi la senza. Sta bene, sì. Come abbiamo imparato noi da Solmanno, a intendere un tenore di Solmanno. Io avevo un tipo minore, che aveva detto un tenore del giovane Solmanno. Mi che sfilavo in mezzo, mi peccai, mi peccai lo ascoltarlo, intendi tu? Un intento dello ascoltare. E dai, ho imparato tu a cantare. Certo, no, ma è il degai. È il degai. E sì, Solmanno non ti vogliono in mezzo a cantare, ma è ben paras. Cioè, Solmanno ha un'ala, quando binda a me da manno il deppen a coluzire su zovano a parre il mio, no? Certo, però a terra la vinza già come che uno diventa manno in bezzata sa vita il fattagai e misero che non bi imbezzata una volta che si imbezza pure però sa disponibilità a cantare che solzovano il bigherate una tradizione solo che può andare da innanti il me no è che la potes imparare noi scogomente no sta bene, te ne ragione. Cioè, si deve fare che forse un sforzo in prosumi che è del manno, di abboiare di bruso che salzovano, qualche volta allo scurrezzo pure, no? Sì. Io quando ho capitato che avevo partecipato in questo Tenoreddo, che abbiamo una bella rata che partecipavo, Bellinario, lo invitavo, provate a cantare tu pure, provate a cantare. E mi ricordo che magari con Kite, mi ricordo che ti abbarrato un po' timido e non si esponeva a querer imparare. Invece Carlo è stato un po' spontaneo a cantare. E sta appassionato meda. Sì. Sta appassionato, può essere come te poteva essere il boisa a suo tempo che tenia a scuduzzilleri che bo spiaghia, sa companzia vi bella sì. A cantare bo spiaghia e cantare sempre e Gai e Scarlo e qualcun altro pure certo bindecheria de brusu però l'importante è che bisien in una ida no con il gruppo che si viene a fare io la penso Gai e questo cantare nammu su modo di cantare da esa generazione nammu
sa ostra o sul manno spuro che ha inteso a commente si canta come voi si la cattate schieste cambiato su tenore o sta barrato un pago bruso manco commente vidi? A me mi pare che ha cambiato un pacchetto ha cambiato. Secondo me se cambiare dipende finalmente dalle savocche. Le savocche si li ha che te a Santia come della sconosciuta, le savocche dei cartelli per esempio. Su tenore per andare come l'indirizzo a savocche. Però a volte è diventata un po' più bulliata per i savocche e quindi è andata come è andata là. Come noi così resessimmo a entrare in questo argomento, che a me mi interessa da questo argomento, no? Ha zilnato una cosa che è sul fondamento del suo tenore, no? È saoche che ti dai di quello scorfoso, che ti dai questa misura di canti entrare, che tutto. A me mi pare che questa generazione non ha rincartelli, io non so, manco non ha rincartelli, in generale, la musica salbida nostra, su tenore si è alleato quasi un ritmo su, no? Cioè va che quello scorfoso anda da quasi a sa sola, noi scurta proprio che gli onarrere che è sta vero che buono di fatta saoche, però sì, saoche per esempio anda da Prullena, che bile lunga, che bile rallenta de gai, no? Uno schircante di tirare da innanzi, io l'ho scomprobato e vinza si imbidda il gai. Ma, te li posso narrare. A me mi pare che i savocche l'indirizzo sta proprio su tenore. Però non tutti sono su tenore come sono indirizzato da questa voce antica, come è già chiamata prima. Come basta essere per una voce, un tenore d'allegro e pare che anda bene gaia. Prima vi più lento su canto, no? Più spasato, vedi. Come il ritmo, no? Andai a prusu il lungo, vinza s'antica ostra, a bochenotte, gai, no? Fisseria meda. E poi Bahia da Samesuoche pure è scambiata, mi pare. Samesuoche. Samesuoche deve adeguare il fatto a ma dai, come si cantava prima, come si fa che come? Quello ha messo il bocche scrivevi in prima. Io ho pensato questa registrazione che bivi in questa registrazione che ha fatto Sarai del su 60, che in 99. Perché lo 61 forse, del su 61 Pare che lei ha inteso che Beta Sarai in un periodo in questo anno sulla Bidda. È il Bennita che ha registrato. E poi io tu nomine Mannu cantante, che vi Mannu in su 61, minimo che tenia da Brulde che in Bantanno su 61, quindi vi tu nomine adesso esprimo il dessu noigentos, in questa cantata. E sia da Isse. Allora, per i connotori io. Questo canta in una maniera troppo bello sul tenore. Questo è antico proprio, su chi come è nascito su tenore cartelli, no? Poi Samesuoche che l'alligrai in meta su cantico, cioè vidi zirai a meta, faghia da passaggio schi come sprulmantesa, no? Paragonato a come vittando. E poi che gli onare poi sì, dopo di quelle esperienze su Zilleri, che sono scompanzo a seguire a cantare o a zel bocate capo? No, a proseguire a cantare. Dopo di Zilleri bisogna andare a mettere Sor De Carlo, prima di Sor De Carlo venne dato un gruppetto e partecipavo. Quello di Fabio Zola, Cussos? Sì. Prima di Cussos ha tenuto un gruppetto puro. Io partecipavo, e mi piaceva, partecipavo che mi piaceva. Certo. Sì. Sempre il bocche. Sempre il bocche, sì. Sempre il bocche. E dessa poesia, e te cosa gradaia dessa poesia? La poesia mi piace tutto, la poesia mi piace Rottava, mi piace Moda, insomma, mi piace. E a cantare a tenore, che le poesie cosa grada da cantare? Tutto, basta decidere per la canzone, io la cantavo. E te cantone se preferia, vai a dire qualche poeta, qualche cantone brusu adatta a voi?
cantavo la canzone Nella, cantavo la canzone Aurora, cantavo... La canzone Diana. No, di Diana no. No. Insomma, le canzoni De Flora la canzone Flora, la canzone Dennella, che si usa in meta. Sì, la politica, quindi certa tretto ma barraini, mi pigliata lo cantare, lo cantavo quando capitai. Sì. E ottava al de poetas improvvisadore ne cantai azzisi, o per spago. Non montessi, se mi lamentavo sul momento che io cantare, si cantai, no. Mi piace la metastrato di ottava di Zizi, mi piace a tirata a cantare. E quella moda che hai apposto in oghe su Cristo de Cartelli l'hai apposta a Zizi. Sì. Cosa in oghe, forse non la pintesa cantare, la cantano sol di Urune, la pintesa sol di Urune. Quella d'una ruga, sa corona in testa, soprattutto so stempio divino. Cosa l'ha cantata in vita Zizi? L'hai cantata in oghe Zizi. Una moda di Zizi, sì. Però tenore non ve l'ha cantata voi. Io, architetto, si capita la canto è tutto, cioè non tutto, ma... Vabbè, ma uno paga le schide su una parte. Sì. È bella mera questa È moda. bella, ma è bella per... La dia cantata una Zizi e una Masala. Bella per il Masala. Sanno l'isco io. Ho quartiere di metropoli famosa, perché giudicato all'Ureso, anticamente con il civile, canto da storia proprio eso. Della moda tutta di storia, ma dai, E questa pure anda bene alla cantata a te, no? te no, ha voglia, sì. Un'altra questione che mi interessa da chi certo se zilzova non siamo fai nel tempo antico che pare gai ma su Baranta è gianteri se che sia de manco gai atteso no che è su senso che a Bocheballu no bazzi scantato voi Bocheballu ho provato però non proprio pare che non matterati proprio a Bocheballu che non vi ballai in puro no. Cusso boscheria per contare non vi ballai no era bello non sta barato sempre a Bochenotte a Bochenotte mutetto sì caso ballu prima lo cantaiano a tenore poi a un certo punto adesso sanno schimbanta in goi a sonette no sì non che pure vai a gesso suonatore no a voglia sì ne teniamo stando se ormai e cusso la gente vi è abituata sul suono tanto tenore non senti che può ballare no e chi è sta barrato invece che li aggradai da cantare a Bocheballu qualcuno che l'ha cantato di Brusu vedi che qualcuno lo trattai di Brusu a Bocheballu e te ballo so intendia giscantende qualche volta tanto vedi Italinà del boi su passo Italinà ballo di schiena ballo passo insomma ballo si balla in questa registrazione che ballai sa gente certo però se la gente non vi balla quello non vi cantano lo comprendono che già si comprende poi sa generazione mea però che t'ha fatto questo spruzzovano scommetteva fatto essere già spruzzovano l'ha scritto un benito che su tempo il meu e finza s'appustisi no non è importato brusu che vai a gente che ballai o che non vi ballaiata cioè non spieghi da cantare a Bocheballu pure cantiamo a Bocheballu compreso finta se non vai a gente che ballaiata poi finta non che lo perdere su canti a Bocheballu io qualche volta avevo provato dai cantai che però non vai a tono del ballare quindi sì canta a Paco pochissimo proprio sì no ma la gente sul manno si imbida sul fedale il vostro schia con notto cantenne più imparato che nisso si può narrare finché è tutto se non vai a gente ballare e te canta Bocheballu non vi ballano e te canta Bocheballu e fide è adesso è verità invece noi ce l'abbiamo molliato in un altro senso e finza come so spizzino dei noghe cantano a Bocheballu come questo zovano del Carlo e Cussoso cantano a me da Bocheballu cantano bisogna a Bocheballu e io cantano a Bocheballu pure e a ballare a ballare non vi ballano
È scusso. Scusso, però a sa fine come è diventato posso spizzino, che su ballo tiene quello ritmo bello finché il suo cantare, lì si aggrada da cantare a bocche ballo puro, quando fimo noi spizzino il nono, o quando fizi il boi spizzino, se non vai a gente che balla io, da cantare a bocche ballo... Non fiaia, si che moria che non vai stimolo di cantare. Sì. Certo. Va bene, mi pare che la serrammo il goi che andiamo su come ultimamente gente del suo tempo il vostro che si che da cantare ben da datteros. Pare che non me ne lo danno ancora, che li pongono questo pedusella a lui, però no, che sta restando lì, che meschino, no, non mi cantata per l'uso, no, pizzino proprio, adesso tempo mio, non me ne lo danno ancora proprio. Che non vi canta in pruso, magari so che teniazi in compagnia, che qualcuno non va ad essere spuruga. Capita gai pure. E però namus che sa gente manna e scantende pago, no? In generale. È vero. No, non binda però su... Come questo giovanello di come sono incaricato di mantenere, questo tenoretto, però proprio non veste con la spinta di querer imparare altro spizzino. Ma noi che si spera che questa cosa possa andare fino al mezzo e che si impegno che non le amo su e che bolleate che meglio scommo dello sazzuare questo zovano di seguire insomma a fare che su cazzo il fatto che tocca di non si straccare pure no? Che isso su zovano non è sempre il bisogno di un cussizzo di un esempio pure di seguire. Questo esempio vostro ha battuto tanto all'Eva scommo a cantare a tenore, che lo ha zazzuato tutto, e io vi saluto, nende vi di seguire e di imparare altra generazione spuru fino a so schent'anni. Ma lo ringrazio adesso saluto così merdante. Io mi piaciata, però sono barato un po' deluso per qualche cosichetta e quindi mi sono un po' arrestato che non bisogna partecipare più. Che lo superate. Questo chi è del manno tocca da ormai gli ha fatto il professore di scuola una vita. Si sta a tutto su chi vi capita, a tutto che dispiagherebbe di non si maniera, ma a fine su chi conta adesso il risultato generale abbaidende sul risultato, cioè une quando atteros han seguito a mantenere una tradizione e non che sperdito su tenore in cartelli. Questo è già un risultato umano che si une ha fatto sua parte sua ed è per essere scontento. No, questo sono contento, io già li ponendo che mi piace pure, ma mi piace per il regalo, solo che la forza a bella non mancante. Poi dopo ve la pensiamo e vi tanto vostro grazie per questa regionata che nos abbiamo fatto grazie al me. Ringraziamo per noi sì, per il Ioda. Azis ascoltato Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.